Buonasera a tutti e benvenuti al Pala GSM Heim per questo primo test della preparazione estiva di Rana Verona in vista della stagione 2024-2025 di Superlega Credenbanca. Oggi Rana Verona ospita l'Allianz Milano, prossimo avversario quindi della prossima Superlega. E primo test dunque per la squadra di coach Stoicev che si ritrova qui al palazzetto dopo un mese abbondante di preparazione, dopo aver fatto anche una settimana o poco più di preparazione atletica a Folgaria. Quest'anno una novità. Le squadre sono già schierate in campo. Per Verona abbiamo al palleggio Abayev, poi come schiacciatori Sani e Chevalier, uno dei 3 nuovi acquisti di quest'estate, e mentre al centro troviamo Vitelli e Cortesia. Nel frattempo c'è D'Amico in campo come libero nella fase di ricezione, e poi abbiamo Jensen come opposto al palleggiatore Abayev. Milano invece si schiera con Porro in cabina di regia, poi abbiamo Gardini, Catania come nel ruolo di libero, e poi alcuni elementi nuovi che adesso durante la partita andremo a presentare. Intanto la partita è iniziata, siamo sul punteggio di 1-1 dopo un attacco out da parte di Sani, e Verona ha subito riportato il punteggio in parità. Adesso c'è Vitelli al servizio, ricezione da parte di Milano. Porro serve il numero 17 di Milano, Lowati, uno appunto dei nuovi innesti che l'Allianz ha fatto quest'estate, uno schiacciatore classe 92 che arriva dal campionato polacco, dal Resovia. Milano adesso si è portata sul 2-1, in battuta un altro dei nuovi acquisti, Otsuka, nuovo giapponese che diciamo sostituisce a livello di nazionalità Ishikawa, che in estate è passato alla squadra campione d'Italia di Perugia dopo aver disputato tante belle stagioni ai piedi della Madonnina. Adesso Milano è sul 3-1, ancora il giapponese al servizio. Verona risponde, Sani va col pallonetto, palla contesa, prova a tagliarla, Lowati, la tiene Abayev, D'Amico al palleggio, Sani, mani out da parte dello schiacciatore classe 2002, alla seconda stagione con la maglia di Verona, arrivato lo scorso anno, ancora molto giovane lui. Quest'estate prime esperienze con la maglia della nazionale, qualche collegiale a Cavalese, insomma agli ordini di Fefè De Giorgi. Adesso Milano che va con la pipe sempre di Otsuka, che porta i suoi sul 4-2. In battuta adesso Snitzer, centrale, arrivato anche lui quest'estate dal Saint-Nazaire, campionato francese. Jensen risponde al gioco di Milano con una buona parallela che mette in campo per il 3-4. Verona accorcia di nuovo. Jensen, ricordiamo, rientrato quest'estate dopo l'esperienza a Cuneo, la buona esperienza a Cuneo in Serie 2, dove è stato uno degli schiacciatori più prolifici del campionato. Insomma, si ripresenta a Verona con buone aspettative. Milano qua prova ad allungare di nuovo, ma l'attacco da seconda linea va fuori, quindi Verona si porta sul 4 pari. Ancora adesso Sani al servizio, la piazza, Porro al palleggio in posto 2 per Lowati, che scarica tutta la potenza praticamente nei 4 metri.
Louati, ricordiamo, protagonista anche, insomma, quest'estate alle Olimpiadi con la maglia della Francia campione olimpica per 2 edizioni consecutive. Ecco, una Milano che si appresta insomma a presentarsi al nuovo campionato con parecchie novità, insomma alcuni li abbiamo già citati come Louati, Otsuka, Snitzer, ma appunto abbiamo anche Gardini che arriva dalla Pallavolo Padova dopo insomma qualche anno di buon livello in cui è cresciuto molto. Ricordiamo anche lui molto, molto giovane, in classe 99, quindi ancora 25 anni, già nel giro della nazionale da un po' di tempo. E poi da citare anche al centro Caneschi che arriva dalla Gas Sales Blue Energy Piacenza, un'altra delle protagoniste della prossima Superlega. Vediamo se sarà impiegato anche lui durante questa partita. Poi ricordiamo che nel roster di Milano c'è Matej Kaczynski, dallo scorso anno un monumento, diciamo, della pallavolo recente degli ultimi 15 anni, certamente uno dei migliori interpreti di questo sport, che insomma ha scritto pagine importanti. Adesso ancora Jensen al servizio, spinge col suo mancino ma la palla è troppo lunga e termina fuori. Milano va sul 7-6. Intanto ne approfitto per ringraziare il supporto tecnico e la regia di Aveli HD, come sempre, che ci supporta in tutte queste occasioni. Si riparte qua, bravo Chevalier a trovare il pallonetto e a eludere il tentativo di muro da parte di Milano. Chevalier è uno dei 3 nuovi innesti di Rana Verona di quest'estate, classe 2000, che arriva dal campionato della Repubblica Ceca, il massimo campionato della Repubblica Ceca, nato a Brno, che è la stessa città di Javoronok, che già dall'anno scorso veste la maglia di Verona. Chevalier ancora protagonista dai 9 metri questa volta, con un ottimo servizio, trovando l'ace sulla linea di fondo. Intanto continuano ad arrivare persone che hanno staccato, diciamo, dalla giornata lavorativa per presentarsi qui al palazzetto per assistere a questo primo appuntamento estivo di Rana Verona. Come vedete, appostati nella tribuna ovest del Palasport. 8 pari il punteggio, Porro al servizio, spinge, Sani prova a tenerla, ma è bravo il palleggiatore Meneghino a piazzare la sfera e a portare i suoi sul 9-8 per questo ace. Sappiamo bene che Porro, insomma, ha nelle sue doti quelle di saper gestire molto bene il servizio. Ancora lui, qua D'Amicola prova a tenere, ma la palla termina fuori nel campo avversario. Secondo ace di fila per Paolo Porro, si può dire fratello d'arte, perché il fratello più giovane, Luca, ha partecipato alle Olimpiadi di Parigi nell'ultima edizione con la maglia dell'Italia. Luca che gioca a Padova. Dopo l'errore proprio di Porro al servizio, la sfera torna nelle mani di Verona con Vitelli al servizio. Qua va al centro Snitzer, ma non trova il tocco del muro, quindi il punto è di Verona. Ancora con Marco Vitelli al servizio. Marco Vitelli, grande ex di questa partita, tante stagioni, insomma, allenato da Piazza all'Allianz Cloud, dove comunque
ha messo in mostra delle doti importanti che Verona ha fatto sue quest'estate. Qua Jensen tiene un buonissimo attacco da parte di Gardini, poi alzata per Sani che la palleggia, Catania la tiene, poi Gardini sempre da seconda linea va all'attacco, trova le mani del muro e l'11° punto da parte di Milano. Ricordo che è ancora aperta la campagna abbonamenti di Rana Verona per la stagione 24-25 fino al giorno prima della prima partita in casa, che ricordiamo sarà nel weekend del 5 ottobre. Anticipi e posticipi che verranno comunicati in seguito. Quindi campagna abbonamenti attiva, con la possibilità di sottoscrivere il proprio tagliando per tutta la stagione, tutta la regular season, quindi le 11 partite della stagione regolare, oppure c'è l'opzione full trust per assistere anche a tutte le gare che si susseguiranno nella seconda parte della stagione, quindi eventuali playoff, quinto posto ed eventuale Coppa Italia. Ricordo che le modalità per acquistare i propri abbonamenti sono 3, quindi lunedì, il mercoledì e il venerdì presso la sede di Verona Volley in via Leonardo da Vinci 35 negli orari 11-14 e 17-19, oppure nelle ricevitorie autorizzate Ticket One, oppure direttamente online sul sito di Ticket One. Ci sono tutte le informazioni sul nostro sito veronavolley.it. Quest'anno con la grande novità della Noi Verona Card, una card che di fatto coinvolge a tutti gli effetti il tifoso, quindi oltre a sottoscrivere l'abbonamento poi è prevista una serie di convenzioni, promozioni per appunto entrare nel circuito Verona Volley, non solo a livello sportivo, ma tante convenzioni, agevolazioni dal punto di vista culturale, quindi con i teatri del territorio e poi con tanti nostri partner che comunque fanno parte della grande famiglia e comunità di Verona Volley, quindi un modo per entrare ancora di più in questo club. Noi Verona Card, che ricordo essere necessaria per sottoscrivere l'abbonamento e poi per accedere appunto a tutta una serie di convenzioni che vi ho sintetizzato poco fa. Intanto Milano trova il leggero tocco del muro per il 14-13, partita equilibrata, le squadre comunque appaiono già in un buono stato di forma. Ricordo, insomma, test match utili alle squadre, agli staff tecnici per valutare lo stato di forma, insomma, la condizione attuale delle squadre e dei singoli giocatori, per poi insomma fare delle analisi più approfondite e aggiustare dove serve e continuare dove invece le cose sono ormai a buon punto. Tanto buona ricezione qua di Milano, Otsuka che va anche all'attacco, ma Chevalier la tiene, va proprio lui poi, ma la palla torna nel campo di Verona. Abayev in posto 2 per Jensen che trova il varco e si prende gli applausi del pubblico presente al palazzetto per questo diagonale vincente che porta Verona avanti adesso 15-14 in sorpasso dunque degli scaligeri. Adesso proprio l'autore dell'ultimo punto, Jensen, al servizio, palla alta, di nuovo col suo mancino, prova sempre il fondo, anche questa volta per pochi centimetri la palla termina fuori. Adesso Matteo Piano in battuta con il suo solito modo ormai divenuto noto, ma Verona la tiene bene. Vitelli, l'ex di turno,
che al centro spara il suo attacco, trova il campo per il 16-15. Gardini va di parallela per il 16° punto di Milano. D'Amico non è riuscito a tenerla con il braccio. Si ripresenta Porro al servizio, spinge tanto ma forza un pochino troppo la battuta. Il punteggio che si porta sul 17-16 a favore dei padroni di casa. Vitelli si alza la sfera, spinge forte, Lowati la tiene un po' in difficoltà, Catania in precario equilibrio, va Porro in questo inedito attacco da seconda linea, ancora Catania, bravo a tenere la schiacciata di Sani. Milano la prova a gestire, Jensen, Abayev va in posto 4, ancora da Sani che spinge contro le mani del muro avversario e trova l'allungo, il 18° punto per Verona, che quindi trova questa fase break. Prima volta che Verona in questa partita riesce a guadagnare 2 punti sugli avversari, che se sappiamo l'equilibrio in questo momento abbiamo visto che regna un po' sovrano, come era comprensibile fosse. Va in rete questa volta Vitelli. Confermato anche quest'anno sulla panchina di Milano Roberto Piazza, che pochi giorni fa ha anche firmato per la nazionale iraniana maschile, quindi dopo gli anni passati alla guida anche di quella olandese. Qua uno scambio abbastanza intenso, ancora Lowati all'attacco che mette palla a terra e riporta il risultato in equilibrio. Otsuke adesso al servizio con il numero 15. Qua Cortesia costretto ad andare col mancino, poi Abayev dopo una palla rimasta nella zona di conflitto lì sotto rete, però poi è Milano ad avere la meglio dopo questo scambio, quindi ancora Otsuka in battuta. Time out chiamato da Verona, da coach Stoicev, per dare le prime indicazioni in questo allenamento congiunto. Ricordiamo primo appuntamento del precampionato, della pre-season di Rana Verona. Invece Milano è già scesa in campo pochi giorni fa nel primo test contro Piacenza, vinto per 3-1, dove comunque anche già i nuovi acquisti si sono messi in mostra. Lo stesso Kaneschi che citavamo prima, 15 punti, Snitzer 6, Otsuka 11, quindi Lowati 12 addirittura, quindi insomma si può capire che la squadra di piazza è già a buon punto come preparazione. Verona, insomma, nonostante sia il primo impegno di questa estate 2024, si sta dimostrando in buona forma.
Sani riceve, Abayev al palleggio, trova ancora lo scacciatore italo-americano che qui elude il tentativo del muro e va a segno. E proprio colui che ha servito l'assist per il compagno, Abayev, al primo anno con la maglia di Verona proveniente dal campionato russo. Qua va al servizio, 2 salvataggi in spaccata per Verona, ancora D'Amico che tiene la sfera, Sani al palleggio, trova il pertugio e sorprende la difesa avversaria. Sani che dunque ha portato Verona sul 20-19. Verona che allunga di 2 lunghezze e quindi tiene servizio ancora con Konstantin Abayev. Milano accorcia, 21-20. Al servizio Schnitzer. Sbaglia, trova la rete, quindi Verona si riporta sopra di 2 punti e Sani nuovamente dai 9 metri con coach Stoichev che continua a dare indicazioni ai suoi. Va forte Sani, ma tiene lo UAT che va anche all'attacco dopo il palleggio di Porro. Trova il leggero tocco del muro ammesso dai muratori scaligeri. Palla fuori da parte di Louati. Verona sul 23-21. Entra al servizio Luca Spirito, veterano di questa squadra, alla 9ª stagione a Verona, quarta con Verona Volley. Spirito con la sua ibrida flottante. Va Louati, ma proprio Spirito tiene dopo il tocco del muro. Va Jensen in posto 2, bravo a trovare il money out di Gardini e quindi anche il set point per i suoi. Luca Spirito dunque ha la possibilità di chiudere dai 9 metri il primo set. Qua in attacco Chevalier trova il muro, la palla torna nel campo di Verona, ancora Jensen nuovamente col money out, secondo consecutivo per l'opposto danese che quindi mette fine a questo primo set vinto da Verona 25-21.
insomma, si parla sempre di pallavolo estiva, ma i ritmi sono già ormai a buon punto. Manca ancora quasi un mese all'inizio della Superlega, con le squadre appunto impegnate in questa pre-season, ma insomma tutte vogliono presentarsi nella migliore condizione possibile e questa partita lo testimonia, perché il livello è comunque già molto alto. Insomma, sappiamo che la Superlega ospita alcune delle squadre più importanti a livello mondiale, il campionato considerato tra i più prestigiosi al mondo. Dopo un breve consulto le squadre sono già pronte a scendere in campo di nuovo. Ciao, vai, dimmi. Ah, ok, ok. Prima sei arrivato e mi sono fermata 2 minuti a parlare. Era lì sotto, non lo so, sarà in giro. Che bella che è. Eccolo che arriva, ecco subito all'attacco. Fatelo dare, no, la maglia. Eccoci di nuovo collegati per questo inizio di secondo set, dove Verona ha subito riportato il punteggio in parità sull'1-1. Intanto possiamo anche dare qualche dato statistico del primo parziale. Per Verona il miglior scorer è stato Jensen con 6 punti, poi a pari merito Chevalier e Sani con 4. Jensen anche con addirittura il 100% in attacco, quindi 6 su 6. Buona invece anche la prestazione in fase difensiva da parte di D'Amico. Adesso nuovo scambio con Porro che va all'alzata in bugger per l'Ouati che viene murato e Milano che non riesce a contenere questa palla complicata. Bravo il muro qua di Verona a tenere l'attacco avversario. Adesso Vitelli al servizio. (3-2) il punteggio con l'Ouati al servizio, attacca forte. Ma Verona fa subito side out e riprende il possesso della palla e si ripresenta il servizio con Abayev, 2 punti sopra
agli avversari. Abayev la piazza, Catania contiene, va Kaneschi, è entrato in campo in questo secondo set, ancora palla per Milano con Kasischi, anche lui è entrato in questo parziale, ma Verona ricostruisce e Jensen, miglior realizzatore fin qui della partita, mette a segno il punto. Ecco, adesso ho il piacere di ospitare in cabina di commento Adi Lami, direttore sportivo di Verona Volley. Buon pomeriggio Adi. Ciao Emiliano, buon pomeriggio a tutti i telespettatori in questo caso. Allora Adi, siamo nel secondo parziale di questo primo impegno estivo di Rana Verona. Insomma, si sono già intraviste delle buone trame di gioco nel primo set, squadre che chiaramente devono un attimo prendere ritmo, però insomma si sono già intraviste delle buone cose. Sì, oggi è la prima volta che le squadre si mettono in campo e affrontano una gara, anche se amichevole, ma comunque tutti i meccanismi insomma ancora da rodare, quindi siamo abbastanza lontani da quello che sarà anche il roster lo starting six, insomma, delle due squadre, perché vedo che anche Milano nel primo set ha fatto abbastanza cambi e modifiche nella loro formazione, giocando anche con 3 schiacciatori e mettendo in panchina l'opposto di Dolare, quindi però già diciamo che è un buon livello a livello di gioco, perché ci sono stati alcuni scambi molto interessanti e anche di buona velocità di scambio. Infatti tra le fila di Verona vediamo in campo 2 dei nuovi acquisti, Abayev e Chevalier, e poi Jensen, insomma un gradito ritorno dopo l'annata che ha trascorso in Serie 2 a Cuneo, quindi insomma 3 nuovi innesti che tu insieme poi a tutti i tuoi collaboratori avete trovato per rinforzare la nostra squadra quest'anno. Insomma abbiamo parlato tanto in quest'estate del consolidamento che Rana Verona insomma ha dato, che come linea per quest'estate è insomma un vantaggio poi per i ragazzi anche conoscersi e poi conoscere già soprattutto i meccanismi della squadra per poi insomma cercare di aggiungere un tassello dopo l'altro per crescere continuamente. Sì, hai detto bene, è stato il primo obiettivo della squadra, della società, per poter iniziare a consolidare ancora di più quello che era il roster, facendo poche modifiche, poche variazioni al roster totale. C'è stato il gradito ritorno e ne siamo molto contenti, perché oggi sta facendo fino a questo momento un'ottima prestazione, che è Jensen. È un giocatore che noi ovviamente abbiamo sotto contratto anche nella parentesi che l'anno scorso ha fatto a Cuneo, e che avevamo programmato già il suo rientro e che siamo assolutamente contenti. Il resto sono molto contento anche che oggi ha la possibilità di mettersi in evidenza Martin Chevalier, un altro giovane che abbiamo portato quest'anno a Verona e che è un giocatore giovane per quello che è la sua età, ma soprattutto anche per l'esperienza che aveva avuto in precedenza ad alto livello. Sta dando tanta disponibilità allo staff tecnico e mettendosi a disposizione per poter contribuire al massimo alla crescita del livello di gioco della squadra. Poi una nota anche sugli spettatori presenti oggi, insomma sono accorsi in un buon numero, nonostante parliamo sempre di
una partita infrasettimanale che quindi non favorisce, ecco, l'accorrenza del pubblico, però insomma la gente risponde presente. Ne approfitto insomma anche per ricordare che è attiva la campagna abbonamenti fino a ridosso della prima giornata casalinga, quindi la seconda della Superlega nel weekend del 5 di ottobre. Insomma, pubblico che sappiamo essere l'arma in più per Verona, come ha dimostrato negli ultimi anni, perché il nostro palazzetto insomma è invidiato da tanti. Sentiamo i commenti degli avversari quando vengono qua che appunto tessono le lodi per il pubblico che abbiamo, quindi insomma il settimo uomo in campo, lo si dice sempre, ma non sono semplici parole, perché è proprio così, i giocatori lo avvertono. Assolutamente, il pubblico ha un valore importante per quello che è la spinta, no? per poter fare spingere ulteriormente l'impegno dei ragazzi in campo durante la partita. L'abbiamo vissuto nella precedente stagione, dove questo palazzetto ha visto parecchi momenti che il palazzetto fosse insomma full, e quindi anche oggi il pubblico, nonostante che è un mercoledì pomeriggio, insomma, è venuto a vedere la prima uscita della nostra squadra per questa stagione. Hai detto bene a sottolineare il fatto degli abbonamenti, perché è una cosa importante per cercare ovviamente di garantirsi il posto migliore all'interno del palazzetto. Mi auguro, ma come già sta procedendo nella maniera corretta, che il pubblico di Verona possa essere sempre più presente, riempire e soprattutto partecipare a quello che è l'entusiasmo di questa squadra, di questa società in tutto. Ecco, hai detto bene, partecipare, perché c'è proprio un coinvolgimento a 360 gradi del pubblico quando Verona gioca in casa, perché insomma si offre uno spettacolo che va anche al di là dell'aspetto sportivo, che vabbè chiaramente è primario, però poi tutto il contesto insomma attorno che favorisce appunto lo spettacolo. Tanto diamo un aggiornamento anche sulla partita, perché stiamo commentando una partita, quindi siamo sul 10-8 a favore di Rana Verona, adesso con Sani che va all'attacco, trova il muro, Chevalier prova una pipe ma la palla termina sul fondo, quindi Milano che accorcia le distanze sul 10-9 e Porro che si presenta dai 9 metri. Ecco, insomma, facciamo anche un po' un quadro di Milano, che oggi è il primo avversario di questa pre-season, una Milano che negli ultimi anni ha raggiunto risultati molto importanti, una società che è cresciuta, una squadra che è cresciuta sempre anche grazie a un uomo che in panchina, Roberto Piazza, ha saputo insomma imprimere una mentalità vincente. Una Milano che comunque ha fatto alcune variazioni quest'estate, ma che si presenta con un roster veramente di alto livello. Sì, hai detto bene, Milano come società si è molto consolidata, negli ultimi anni ha raggiunto traguardi importanti, perché comunque arrivare per 2 volte consecutivamente alla finale di scudetto non è facile, non è neanche scontato. Una società che comunque ha creduto tanto, e lo ha anche dimostrato quest'anno prolungando l'impegno e l'accordo con l'allenatore Piazza, il quale ovviamente ha sposato questo progetto e lo sta facendo in maniera egregia, perché comunque nonostante negli anni comunque ci sono state delle variazioni anche nei roster, il risultato è arrivato. Non quello ovviamente che tutte le squadre vorrebbero, che alla fine ne vince solo uno, ma loro hanno dimostrato di aver impostato bene il progetto. Vediamo quest'anno insomma hanno cambiato 2 uomini importanti, 2 giocatori molto importanti per quello che è stata la stagione precedente. Il primo è il giapponese Ishikawa, il secondo è il centrale Loser. Li hanno integrati ovviamente con altri 2 giocatori, bisogna vedere come si svolgerà e come funzionerà il sestetto e i meccanismi insomma che vedremo più avanti. Ripeto, siamo molto lontano da quello che sarà il livello di gioco quando inizierà la prima giornata di campionato. Oggi in campo c'è proprio un ex di Milano tra le nostre fila, che è proprio Marco Vitelli, che negli ultimi anni insomma è un centrale che ha fatto valere, ha dimostrato tutte le sue qualità, anche lui nel giro della nazionale.
quest'estate impegnato in qualche collegiale su a Cavalese, insomma uno degli ex di questa partita. Marco sì, l'anno scorso ha fatto un finale di stagione straordinario, lo ha fatto in tutti i fondamentali, perché comunque tra la battuta e l'attacco si conosceva già, ma comunque anche a Muro ha detto il suo, quindi noi siamo contenti perché l'abbiamo seguito, voluto, lo staff tecnico lo ha indicato come nominativo, siamo riusciti a portarlo a Verona e ne siamo assolutamente molto contenti. Anche oggi sta giocando e sta dimostrando la sua maturità, come hai detto anche tu prima, era nel giro nazionale quest'estate anche lui, adesso insomma non è più giovane, non è giovanissimo e sta dimostrando la sua maturità in campo. Qua bravo Sani a trovare il tocco del Muro in attacco. Intanto ringrazio Adi Lami per il suo intervento durante il commento. Grazie Adi. Grazie a tutti e divertitevi insomma guardando via web, ma soprattutto vi aspettiamo il palazzetto durante la prossima amichevole, soprattutto quando inizia il campionato, la prima gara che è il 6 novembre. Ottobre, ecco vedi. Ci buttiamo già avanti. Siamo già proiettati al campionato noi, quindi perfetto. Grazie mille. Ciao Ali, grazie. Perfetto equilibrio qua intanto in campo. Milano che ha raggiunto nuovamente Verona nel punteggio, siamo sul 13 pari con Caneschi al servizio. D'Amico che tiene, Abayev serve al centro cortesia, Chevalier contiene un muro avversario, poi in modo rocambolesco con la spalla Abayev ricaccia di là la sfera che l'arbitro giudica in campo. Qualche timida protesta insomma da parte di Milano, ma il clima è assolutamente amichevole come è giusto che sia. Il punto quindi assegnato a Verona con Sani al servizio. Riceve Catania e poi all'attacco Kasischi tenuto a un braccio da D'Amico. Verona che rigioca, Jensen ricaccia di là la sfera in palleggio, ancora un attacco da parte di Milano, Chevalier tiene sempre lui al palleggio, ma il muro a 2 di Piano Gardini frutta un punto per Milano che raggiunge nuovamente la parità sul 14 pari. Intanto ricordo a tutti voi che ci state ascoltando che il 22 di settembre ci sarà un evento della società Movieland, una giornata a Movieland Park, quindi il parco divertimenti situato sul lago di Garda, una giornata dedicata a tutti gli abbonati di Rana Verona, a tutti coloro che hanno deciso di sottoscrivere l'abbonamento per la prossima stagione, con una giornata di divertimento da passare anche insieme alla squadra, quindi affrettatevi a iscrivervi perché vi aspettano grandi sorprese e sicuramente un pieno di gioia e divertimento. Quindi controllate le vostre mail per poi accedere al form di iscrizione, e se invece non vi siete ancora abbonati, insomma, procedete ad abbonarvi perché sicuramente sarà una stagione tutta da vivere e ne varrà assolutamente la pena. Quindi 22 settembre appuntamento a Movieland Park per una giornata interamente dedicata agli abbonati di Rana Verona. Tanto Milano effettua il sorpasso sul 16-15 in questa seconda frazione dell'allenamento congiunto di oggi.
con la tribuna ovest che si è piano piano riempita. Lowati prova la diagonale stretta, ma è impreciso e la palla va fuori, quindi Verona ritrova la parità con Jensen che si presenta dai 9 metri, supportato dagli applausi del pubblico che con il nostro DS Adilami prima abbiamo giustamente celebrato, perché insomma negli ultimi anni i numeri sono stati chiari, evidenti, della crescita, della passione che c'è stata da parte dei tifosi di Verona, che hanno sempre fatto sentire il proprio apporto, la propria vicinanza alla squadra in ogni momento, indipendentemente dai risultati. Hanno riempito gli spalti del Pala GSM Heim e insomma, dati alla mano, l'anno scorso Verona a livello di presenza al palazzetto si è piazzata dietro solamente a piazze importanti, a colossi insomma della pallavolo italiana come Perugia e Modena. Adesso Sani va a segno con la pipe da seconda linea su suggerimento di Abayev. Buona intesa tra i due in questi primi frammenti della pre-season. Chevalier al servizio. Qua invece Lowati sceglie la diagonale che D'Amico prova a parare nel vero senso della parola, ma Lowati va a segno. Porro tira su Sani che riceve bene, va anche all'attacco, Kaczynski difende, adesso va Gardini con il muro contenuto da Vitelli. Porro all'indietro per Lowati che trova il leggero tocco di Abayev a muro. Time out per Verona con il punteggio sul 19-17 a favore degli ospiti. E intanto vi posso anche dire che il prossimo 26 di settembre ci sarà la presentazione ufficiale della stagione 2024-2025. Tutte le informazioni verranno date più avanti nei prossimi giorni. Per partecipare, insomma, state connessi, sintonizzati su tutti i canali ufficiali di Verona Volley per appunto conoscere tutte le informazioni utili per sapere come si svolgerà la serata, questa appunto serata di presentazione che darà avvio alla stagione 24-25 a pochi giorni dall'esordio in trasferta sul campo della Siracusa Perugia. Milano intanto che prova l'allungo e si porta sul 20-17. Milano nuovamente a segno
questa volta al centro, quindi Porro che si mantiene dai 9 metri. Break importante questa volta di Milano. Intanto preparatore atletico Svetelin Ivanov che provvede ad asciugare qualche chiazza di sudore, si prende anche gli applausi del pubblico. Insomma, Zezzo un idolo del pubblico di Verona per la sua grinta, la sua passione che mette ogni volta durante le partite, ma anche durante gli allenamenti. Qui Verona che accorcia le distanze grazie all'errore da parte di Milano, quindi Vitelli che si presenta in battuta, palla alta, spinge un leggero tocco del nastro, poi Porro va dietro in posto 2 per lo Guatì che è bravo a trovare il varco giusto e a riportare i suoi sul 22-18, quindi ha ancora 4 punti di vantaggio sui padroni di casa. Proprio lo Guatì al servizio, anche per lui palla alta, tira forte, spera che termina abbondantemente fuori dal rettangolo di gioco. Palla dunque consegnata nelle mani di Yabayev. Che tira forte, Damiano Catania tiene, Kaczynski va all'attacco, ma c'è un grandissimo monster block da parte di Verona, un punto particolarmente esaltato da parte dei ragazzi che insomma hanno contenuto un attacco insidioso da parte di Kaczynski, classe 84 ma ancora pienamente nel vivo del campionato italiano. Intanto c'è il secondo muro consecutivo da parte degli scaligeri che riducono notevolmente le distanze, si portano a -1 e inducono Piazza a chiamare il time out. Verona dunque che è viva e rimane aggrappata sicuramente al punteggio in questo secondo set. Capannello insomma attorno ai due allenatori con indicazioni sia da una parte che dall'altra da parte dello staff, degli staff tecnici, staff tecnico di Verona che quest'anno accoglie Alessandro Marchesan come assistant coach. Alessandro Marchesan insomma figura comunque già conosciuta nel mondo Verona Volley per il suo ruolo di allenatore dell'Under 17, squadra che partecipa anche al campionato di Serie B da parecchi anni, insomma uno degli allenatori di punta del settore giovanile di Verona Volley, quest'anno promosso in prima squadra nel ruolo di assistente di coach Stoicev e di coach Dario Simoni, confermatissimo nel ruolo di vice allenatore. Intanto Milano prova ad allungare nuovamente, qua Kaczynski però che colpisce male il pallone dai 9 metri e manda la palla direttamente in rete. Ghigno di sconforto da parte di Kaczynski per questo errore. Nuovamente a -1 Verona con Sani sostenuto dagli applausi. Punto per Milano adesso. Quindi set point, la possibilità di portare il punteggio in parità. Gardini a servizio,
riceve bene Sani, un po' spostato, ma Jensen riesce ad andare all'attacco. Verona tiene un po' in difficoltà, palla di nuovo per Milano, muro di testa di Jensen su pallonetto di Kaczynski, che poi va all'attacco cercando la parallela ma non trova il campo, quindi Verona annulla il primo set point di questo secondo set da parte degli avversari. Spirito al servizio, Gardini adesso va all'attacco, ma palla che termina fuori senza alcun tocco del muro, quindi Verona che pareggia, annulla il secondo set point. Quindi set che si prolungherà ai vantaggi. Siamo sul 24 pari, ancora Spirito al servizio, la sua slot molto insidiosa. Bravo Jensen a tenere l'attacco milanese e a mettere dunque in difficoltà la difesa avversaria. Sorpasso Verona 25-24, adesso Spirito ha la possibilità di chiudere questo secondo parziale e di portare i suoi sul 2-0. Va Spirito, cambia zona, difficoltà ancora la ricezione di Milano, una palla contesa tra Jensen e Kaczynski sotto rete, palla facile per Verona, ancora Jensen che insacca la sfera tra le mani di Piano e Kaczynski e la rete. Un Jensen appunto già in ottimo stato di forma, e set dunque che si chiude 26-24 a favore di Verona, e punteggio che dunque va sul 2-0. Partita che è ripresa in questo terzo set con un cambio tra le fila di Verona, con Spirito al palleggio al posto di Abayev.
spirito fondamentale nella vittoria del secondo set, grazie al suo servizio molto insidioso. Tanto vi do sempre qualche dato su questo secondo parziale, con Francesco Sani miglior realizzatore degli scaligeri con 6 punti, mentre Louati è stato colui che ha messo a referto più punti per Milano e in generale nel secondo parziale, con 7 palloni messi a terra, mentre Gardini ne ha realizzati 6. Proprio Louati che qui trova la precisione al millimetro con questo attacco da seconda linea che porta Milano sul 2-1. Proprio lo schiacciatore francese. Ricezione di Sani postacata da rete, ma lo spirito va al palleggio. Serve proprio il martello classe 2002 che però non trova il campo. Louati che mette invece fuori questo servizio. Spirito dai 9 metri, pronto a servire. Catania tiene la ricezione, palleggio in posto 2 di Porro per Kaczynski che attacca. D'Amico che non riesce a difendere questo attacco da parte del classe 84 bulgaro, e Milano dunque che riprende possesso della palla con Snitzer. Sani bravo a ricevere, cortesia, ben servito dal suggerimento di Spirito a centro rete, che rimette subito Verona -1. Milano che torna sopra di 2 grazie al primo tempo di Kaczynski. Adesso Kaczynski si ripresenta dai 9 metri. Sani tiene, Spirito deve fare un po' gli straordinari. Milano che riesce ad andare a punto anche grazie all'invasione del muro veronese. Kaczynski che mette in difficoltà la ricezione di Rana Verona con questo servizio molto insidioso che trasforma in un ace e che vale il vantaggio di 4 lunghezze per Milano. Chevalier quasi di petto, questa ricezione, va anche lui all'attacco dopo il bugger di D'Amico. Milano che mura, ma Verona la rigioca, ricostruisce, e Jensen
che trasforma questa ricostruzione in punto. Tanto tra le file di Milano quest'oggi non c'è il giovane Barotto, che è stato impegnato fino a ieri con la nazionale Under 20 azzurra per il mondiale di categoria che purtroppo l'Italia ha chiuso alla fase gironi. Italia che vedeva protagonisti anche due atleti di due tesserati di Verona Volley. Primo è Pietro Bonisoli, libero, secondo libero della prima squadra, e l'altro Marco Valbusa, centrale che l'anno scorso, il proprietario di Verona Volley, che l'anno scorso ha giocato in prestito all'Arredo Park di Caselle di Somma Campagna. Insomma, quindi una Verona Volley che è stata rappresentata anche in questa competizione svoltasi in Grecia con due atleti. Bonisoli che appunto dovrebbe raggiungere il resto del gruppo nei prossimi giorni. Tanto qua il punteggio è sull'8-6 a favore di Milano, con Verona al servizio con il mancino di Jensen che prova a piazzare la sfera ma trova la rete. Quindi Milano che risale. Il punteggio a favore di Milano, e coach Stoicev che richiama i suoi per un time out per dare alcune indicazioni. Milano che si è portata sull'11-7 in questo terzo set dell'allenamento congiunto. Ricordo primo impegno estivo di Rana Verona in preparazione alla Superlega 2024-2025. Porro al servizio, la piazza. Ma adesso Verona
ha accorciato le distanze e si prepara ad effettuare una sostituzione con Aiden Zingel che subentra a Lorenzo Cortesia, mentre Marco Vitelli si porta in battuta. Intanto accolgo il nostro secondo ospite di questa sera dopo il direttore sportivo Adinami. Con molto piacere qua al mio fianco il presidente Stefano Fanini. Ciao presidente, buonasera. Buonasera a tutti i telespettatori e un buon inizio, diciamo, di stagione finalmente a tutti, visto che finalmente siamo sul campo. Hai detto bene, perché questo primo impegno della pre-season di Rana Verona insomma, davanti al nostro pubblico, che si è presentato anche in un buon numero nonostante siamo di mercoledì pomeriggio, però insomma ecco, primo test, prime indicazioni che lo staff tecnico può ricevere da queste partite, che sappiamo benissimo essere fondamentali per testare appunto la condizione, insomma lo stato anche di forma attuale, e aggiustare dove serve, confermarsi anche dove invece le cose sono già a buon punto. Però insomma stiamo già vedendo un buon livello, nonostante manchi quasi un mese all'inizio del campionato, però diciamo le due squadre si stanno dando battaglia. Sì, sicuramente è fondamentale iniziare anche con un po' di competizione, un po' di agonismo, con il fatto che i ragazzi si stiano comunque allenando ormai insomma da circa un mese, dopo il periodo di ritiro appunto in montagna, appunto a Folgheria, che è stato un bellissimo periodo di allenamento, sono in quota. Poi hanno iniziato appunto la preparazione estiva qui al Palasport, e oggi è la prima volta che li vediamo, diciamo, all'opera con anche degli avversari. Chiaramente siamo ancora all'inizio, le squadre non sono ancora diciamo al completo, noi sicuramente, e quindi insomma sono sicuramente test da prendere, diciamo, con le pinze, però devo dire che comunque si sta già vedendo un'ottima pallavolo, i nuovi ragazzi si stanno inserendo bene. Questo per noi è la cosa, diciamo, più importante in vista dell'inizio, diciamo, della stagione vera e propria, che è molto importante. Sì, sarà un settembre molto intenso, perché dopo questo allenamento congiunto ci sarà il torneo a Czestochowa in Polonia, con avversari comunque prestigiosi del campionato polacco, poi il trofeo Storia Montichiari, anche lì con 3 avversari della prossima Superlega, e poi successivamente si giocherà nuovamente con Milano il 21, questa volta in casa loro, in terra meneghina, e poi qualche giorno dopo, il 25, a Padova con un'altra avversaria di Superlega. Ecco, una Rana Verona che l'abbiamo ripetuto tanto quest'estate, che ha seguito la linea della continuità, del consolidamento, che insomma abbiamo sottolineato spesso essere la linea giusta per crescere, per raggiungere un tassello sempre ulteriore per questo sviluppo graduale da parte della squadra, da parte della società. Ecco, qui ci sono stati quei 2 o 3 innesti proprio per puntellare dove serviva, però insomma consolidamento che ci puoi confermare anche a livello societario è fondamentale per appunto crescere in step by step, ecco, senza voler bruciare le tappe. Sì, per noi è fondamentale, come giustamente sottolineato tu, riuscire, diciamo, ogni anno a migliorare dove riteniamo si possa far meglio, e a mantenere chiaramente quei ruoli dove riteniamo di essere coperti. Non è semplice, perché comunque oltre a quelle che sono le nostre volontà ci sono anche tutta una serie di dinamiche di mercato che non sempre collimano con quelle che sono le tue, diciamo, esigenze e i tuoi desideri, però devo dire che la squadra quest'anno è esattamente, insomma, come la volevamo. Abbiamo mantenuto dei ragazzi che per noi sono la spina dorsale, a partire dal nostro chiaramente capitano Rok Mozic, che saluto perché spero appunto di averlo presto appunto con noi,
e per poi passare al prolungamento di età e possibilmente degli altri ragazzi appunto che c'erano, e con l'innesto di alcuni profili che riteniamo che sia per caratteristiche diciamo personali oltre a quelle tecniche potranno aiutarci, perché noi poi il gruppo è assolutamente fondamentale, quindi è importante far arrivare ragazzi che hanno grande voglia, grande determinazione, devono capire che arrivano in un club che è nato 3 anni fa, che quindi ha tanta voglia di emergere, di affermarsi, e devono capire appunto che a Verona ci sono tutte le caratteristiche giuste per fare bene. Abbiamo un pubblico incredibile, perché comunque abbiamo l'anno scorso avuto, come abbiamo più volte sottolineato, il terzo pubblico d'Italia, e questo la dice lunga, considerando che non abbiamo ancora vinto nulla. Questo insomma deve chiaramente far ben sperare e allo stesso tempo responsabilizzare i giocatori che vengono qui da noi, che devono essere assolutamente convinti di essere al posto giusto nel momento giusto per aiutarci a crescere e il prima possibile chiaramente a ottenere degli obiettivi importanti, perché chiaramente noi siamo proiettati a fare sempre meglio, e il nostro desiderio è quello che ogni stagione comporta appunto un aumento e un miglioramento di quello che abbiamo fatto in quella precedente. Hai giustamente sottolineato il valore del pubblico di Verona, un pubblico che ci è invidiato da tanti. Tutti gli avversari che vengono a giocare qua ci fanno i complimenti perché sentono la pressione, poi dall'altra parte invece i nostri sentono il sostegno e la passione che mettono i nostri tifosi. Ricordo appunto che c'è la campagna abbonamenti ancora attiva fino a ridosso insomma della prima giornata casalinga, cioè la seconda di campionato, perché la prima sarà a Perugia, quindi la seconda nel weekend del 5-6 ottobre con Cisterna, e campagna abbonamenti appunto aperta quest'anno con una novità, la Noi Verona Card, che di fatto apre ancora più porte a tutti i tifosi che vogliono entrare nella grande comunità, nella grande famiglia di Verona Volley, perché sono previste tante convenzioni, tante promozioni, non solo diciamo legate alla squadra, alla società, ma anche a circuiti come culturali, teatrali, oppure anche legati ai nostri partner, che noi chiaramente ringraziamo sempre per il sostegno e la vicinanza che ci danno. Però insomma una bella novità che la società ha deciso di offrire a tutti i tifosi, che danno fiducia alla crescita e insomma a tutto il lavoro e alla dedizione che vengono fatte internamente. Sì, assolutamente, abbiamo questa novità, quindi il fatto di questa card darà veramente tutta una serie di vantaggi tangibili a tutti i nostri abbonati, a coloro appunto che credono nel nostro progetto, in Verona Volley, perché ci sono ovviamente delle partnership di altissimo livello, quindi oltre a quello che è il valore diciamo dell'abbonamento, ci saranno tutti questi ulteriori vantaggi per i nostri appunto abbonati, che potranno ottenere da scontistica possibilità di partecipare a determinati eventi esclusivi, quindi tutta una serie di iniziative che man mano nel corso dell'anno andremo a sviluppare diciamo, e a descrivere, quindi sono assolutamente convinto che questo sarà un plus importante, ma soprattutto per noi il fatto di avere ancora più vicini i nostri tifosi, i nostri abbonati, il fatto di sentirli parte del club, quindi noi vogliamo essere un unicum tra il club, tra la nostra squadra, lo staff tecnico, il pubblico, quindi cerchiamo di essere veramente un tutt'uno, perché ritengo che tutti insieme si vinca e si possano ottenere grandi risultati, quindi questo per noi è l'obiettivo principale, fare qualcosa anche insomma, di nuovo, di innovativo nell'ambito del volley, e sono convinto, perché insomma, i numeri ci stanno comunque dando ragione, la risposta del pubblico è importante anche sugli allenamenti, e quindi credo che siamo sulla strada giusta. Ecco, poi diciamo l'ultima battuta che ti chiedo, tu che sei uomo di sport, di volley da tantissimo tempo, ecco, secondo te la Superlega in generale come si presenta questa nuova stagione? Insomma, sappiamo benissimo essere il campionato più importante, più prestigioso al mondo, dove tutti gli atleti insomma vogliono giocare. Ecco, ai nastri di partenza come la vediamo? Il livello insomma penso che sia rimasto più o meno lo stesso, alcuni giocatori sono andati, alcuni però sono arrivati, quindi comunque resta un campionato molto molto competitivo. Sì, è il campionato di fatto più competitivo al mondo, su questo non ci sono dubbi, perché al di là che poi ci possa essere qualche giocatore che va, qualcuno che viene,
il livello delle squadre italiane dalla prima, diciamo, alla 12ª in Superlega è un livello che non è paragonabile a nessun altro campionato europeo del mondo. In altri campionati ci possono essere una, due o tre squadre che magari eccellono, ma sono sempre quelle bene o male che vincono. Qui da noi invece ogni anno io credo che ci siano almeno 8-9 squadre che se la possono veramente giocare, a parte, ecco, credo come favorite oggettivamente Perugia, Trento, Piacenza, che tendenzialmente sono quelle che negli ultimi anni allestiscono dei roster veramente molto importanti anche come budget, e a piazze come ad esempio Civitanova e Modena, che sicuramente non possono pensare di giocare per il sesto posto, perché sono piazze veramente che sono abituate a vincere negli ultimi anni o comunque per tradizione, quindi devono necessariamente queste 5 squadre lottare per vincere, non possono avere altri obiettivi di quello. Poi sono veramente tante squadre, tra cui anche noi, Milano, Monza, squadre che sicuramente faranno risultati secondo me importanti, perché comunque ci sono delle caratteristiche dei giocatori che lasciano ben sperare. L'anno scorso abbiamo visto la sorpresa di Milano e soprattutto di Monza, che sono arrivate in finale in più competizioni, quindi il fatto che ci sia ogni anno comunque qualche sorpresa lascia appunto ben sperare che oltre alle solite note ci possa essere anche qualche altro club che possa ambire a vincere. Noi sicuramente siamo tra questi, la nostra proiezione è quella di cercare di arrivare a ottenere qualcosa di importante. Non abbiamo l'assillo di voler vincere, di dover vincere, diciamo, subito, però sicuramente non abbiamo voglia che le tappe siano troppo lunghe, però sappiamo perfettamente che siamo appunto un club nato nel 2021, a fronte di club che sono nella pallavolo da 20 o da 30 anni, quindi dobbiamo anche essere, diciamo, realisti e avere la giusta, diciamo, calma e pazienza per ottenere i risultati. Benissimo, Presidente, io ti ringrazio per il tuo intervento questo pomeriggio. Insomma, ci vediamo ai prossimi appuntamenti, tanto sarà, ripetiamo, un settembre molto denso, quindi ci sarà modo di risentirci. Grazie, sì, ancora. Grazie Emiliano, e ringrazio veramente di cuore tutti gli spettatori e tutti coloro che sono vicini a Rana Verona, Verona Volley, per tutto quello, appunto, l'affetto, la partecipazione che ci stanno dando, che sta facendo, come dicevo prima, veramente Verona come uno dei pubblico probabilmente più in voga in questo momento, e quindi questo per noi è un grandissimo onore, ce l'ha grandissima forza, quindi veramente grazie di cuore a tutti. Grazie. Diamo un aggiornamento sulla partita in questo terzo set, con Milano avanti 24-18. Quindi set point per gli ospiti. Kaczynski al servizio. Palla che termina out, quindi Verona ha ancora la possibilità di allungare questo parziale con Iden Zingel in battuta. Riceve Zucca, Kaczynski al palleggio, ma c'è il grande muro da parte di Martin Chevalier, che tiene ancora vive le speranze degli scaligeri in questo terzo set. Punteggio che è sul 24-20. Zucca trova le mani del muro e quindi mette fine a questa frazione, 25-20.
Nel frattempo che le squadre si ripresentino in campo, diamo qualche statistica del terzo set, dove Milano ha prevalso 25-20, dunque accorciando le distanze in questo test match del Palage Mannheim. Buona la prova di Matej Kaczynski con 7 punti complessivi, di cui 5 in attacco, 2 al servizio, con 2 ace che poi sono risultati decisivi ai fini dell'ottenimento della vittoria nel parziale. E 5 punti invece per l'Owati, 4 invece per Otsuka, mentre per Verona 4 li ha messi a segno Mets Jensen, 3 a testa per Chevalier e Sani. Tanto Verona è pronta a scendere nuovamente in campo.
questo guardo quanto